L'emozione continua. Sì, l'emozione è fortissima, veramente non ci sono parole per esprimere la gratitudine, l'insieme di gioie e emozioni anche nel rivedere le foto significative dei momenti che abbiamo trascorso tutti quanti assieme. Ciò che ho fatto, nel rispetto ovviamente delle norme, è sempre stato quello di pensare: ma se fossi un cittadino di Santa Margherita Ligure, piuttosto che di Rapallo, piuttosto che di Portofino, che di Zoagli, quindi di tutto il territorio di giurisdizione del circondario, che cosa vorrei che venisse fatto? Questo ragionamento preliminare nel rispetto delle norme mi ha aiutato evidentemente a trasmettere quello che veramente volevamo, cioè essere vicini al cittadino, affrontare insieme i problemi e soprattutto fare in modo che il territorio si riprendesse quanto prima anche dalla mareggiata. Questo è un riconoscimento che mostra qual è la simbiosi, qual è l'atteggiamento che le amministrazioni che sono al servizio del cittadino devono avere, quindi riconoscere ad un organo dello Stato la cittadinanza onoraria significa che hanno lavorato bene, si lavora bene, quindi a vantaggio della Liguria e dei cittadini liguri. Per noi, come dire, è l'espressione di un significato sincero. C'è stata un'esperienza intensa vissuta insieme al comandante Piras, io lo chiamo ancora il nostro comandante, che è stata un'esperienza professionale ma anche di vita personale. E credo che la cittadinanza abbia condiviso questo senso dell'amministrazione di collaboraone in momenti difficili e in momenti più agevoli, ma sempre con la serenità di costruire un rapporto profondo. E in un'epoca come quella contemporanea, riconoscere il valore di questi rapporti profondi tra le persone credo che sia il modo per costruire le fondamenta davvero dello sviluppo del nostro territorio.